l'Udinese lotta, mai si arrende. Udine top anche nel basket, il cuore si accende. Cividale, grinta e passione. Volley, Palmerston, svola, che emozione. L'agenda chiama, resta con noi. Friuli Sportivo, siamo eroi. Risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Nuovo appuntamento con l'agenda di Tutto Udinese, eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi con un compagno di avventura inedito che di solito è dietro la telecamera, invece questa volta all'agenda ci accompagna con noi Max. Buongiorno. Ciao Max. Ciao Mirko. Eccoci qua, allora per l'appuntamento dell'agenda di martedì 6 maggio, un appuntamento che iniziamo quest'oggi con un ricordo particolare, perché è una data che comunque nella storia del Friuli Venezia Giulia, per il cuore di tutti i friulani significa davvero molto. È l'anniversario del terremoto del 76, e un anniversario ricordato anche dall'Udinese tramite i propri canali social, ed è una cosa a cui noi tenevamo particolarmente ad unirci per questo ricordo, che comunque è molto importante per una tragedia che aveva segnato a suo tempo davvero molto la popolazione friulana, e quindi ci sembrava davvero doveroso iniziare questo nuovo appuntamento, l'appuntamento di oggi, con questo ricordo. Detto questo, Max, è tempo di parlare di nuovo della nostra Udinese. Andiamo quindi a vedere un po' la classifica aggiornata di questa Serie A, che si è conclusa nella giornata di ieri con la sfida tra Genoa e Milan. Un Udinese che ritorna a vincere, che si staglia al 12° posto in classifica, ad un punto dal Como, che ha sorpassato sia Torino che Udinese. All'inizio si pensava che il 10° posto fosse una questione tra Torino e Udinese, invece il Como nelle ultime settimane, con queste 4-5 vittorie, risultati utili consecutivi, ha scavalcato sia i Granata che i friulani, e quindi adesso diciamo che queste ultime 3 gare saranno una lotta a 3, non più a 2 per il 10° posto. Assolutamente Mirko. Friulani che sono tornati a vincere in trasferta a Cagliari, e aggiungerei finalmente, mettendo fine a quello che è stato un po' il digiuno realizzativo delle ultime settimane. Sono tornati quindi a ritrovare 3 punti importanti, 3 punti che possono dare sicuramente un po' di morale alla squadra, un po' quella come si dice, quella fiducia che è un po' mancata nelle ultime prestazioni, e che poi abbiamo visto soprattutto in quelli che sono un po' stati i marcatori inaspettati. Abbiamo visto Zaraga e Christensen in particolare, ma come anche del resto nelle uscite precedenti con altri giocatori. È una partita che sicuramente non tutti davano per scontata, perché comunque un Cagliari che si giocava la salvezza, che cercava la salvezza, quindi sicuramente diciamo andava ad approcciare la partita sicuramente con la volontà di ottenere un miglior posizionamento in ottica salvezza. Udinese che però è riuscita a trovare delle ottime soluzioni anche in termini di formazione. Abbiamo avuto finalmente modo di vedere un Rui Modesto con continuità e finalmente titolare per quasi tutta la partita, 80 minuti nello specifico, ma sono 80 minuti che ci hanno dato modo di aprire e approfondire dei ragionamenti sicuramente molto importanti anche in ottica futura. Rui Modesto che prima di sabato ha giocato titolare alla 21esima e alla 22esima giornata, sempre per via dell'assenza di Ziboué, non squalificato all'epoca, bensì infortunato, anche se chiaramente il Rui Modesto che abbiamo visto a Cagliari, Mirko, è probabilmente il Rui Modesto migliore di tutto il campionato, ed è chiaro che se l'esterno portoghese continua a offrire prestazioni di questo calibro, possiamo sicuramente aprire dei ragionamenti importanti anche in ottica futura, e si può parlare addirittura quasi anche di un acquisto già in casa dei friulani. Assolutamente sì, perché insomma abbiamo detto tante volte, no, di questa fascia destra che creava un po'
un po' di problemi, mi ricollego anche tante volte a quello che diceva il nostro collega Alessandro Vescini, che lui ci rimarcava molto su questa fascia destra, e diciamo che forse, come hai detto tu, l'innesto di Yuri Modesto lo si era visto già nelle ultime settimane, no? Quando comunque era uno dei pochi che entrava dalla panchina, che diciamo comunque dava quella scossa in più, dava quel tocco in più, e quindi vederlo con questa intensità anche da titolare è comunque sicuramente una cosa molto buona, perché comunque Runjic può iniziare a pensare ad avere anche un'arma in più sulla destra, può iniziare ad avere, diciamo, qualche soluzione in più, e soprattutto perché sappiamo, no, che comunque con Runjic abbiamo visto in questi ultimi mesi un po' il 4-4-2, un po' il 3-5-2, ancora non capiamo bene quale possa essere la vera pelle di questo Udinese di Runjic. Capire effettivamente quale ruolo può giocare Rui Modesto, non a livello tattico, ma proprio a livello di importanza nell'11 titolare, può essere davvero un punto di partenza importante per lui. Come dicevi tu, tra l'altro, tra i protagonisti più inattesi, forse, come Christensen e Zaraga, che hanno comunque deciso la partita. Perché comunque, fatto sta che ti aspetti i Davis, ti aspetti diciamo, quelli più esperti, no? Per trascinare un po' l'Udinese in questo momento difficile, per trascinare i bianconeri in questo momento in cui Thauvin non c'è, Luca non c'è, Sanchez c'è ma non viene impiegato, o comunque viene impiegato poco, e ne parleremo anche di questo, e quindi alla fine chi ti svolta la partita sono Christensen e Zaraga, che arrivano, diciamo, a salvare questa situazione in cui l'Udinese non riusciva più a segnare, non riusciva più a vincere. Invece si sblocca di nuovo l'Udinese, che arriva quindi adesso a queste ultime 3 partite di campionato comunque con un minimo di fiducia in più ritrovata, no? Perché comunque questi 3 punti a Cagliari, come anche perché avevi detto tu, il Cagliari aveva un obiettivo forte da raggiungere, non più come l'Udinese che era già salva da diverse settimane, ma il Cagliari lotta ancora per una salvezza aritmetica che, visti i risultati anche delle altre gare, sembra quasi cosa fatta, però comunque, insomma, andare a Cagliari e riuscire a portare via 3 punti in questo momento della stagione non è una cosa così banale come sembra. Assolutamente, Mirko, non era per niente una cosa scontata, e hai detto bene, oltretutto Christensen e Zaraga, marcatori inaspettati, ma andiamo a parlare proprio del danese, che ha offerto una prestazione secondo me di altissimo livello, tra l'altro sempre su quella fascia destra dove ha fatto benissimo Rui Modesto, ma dove ha fatto benissimo appunto anche Christensen, che abbiamo visto partire come a tutti gli effetti un braccetto di difesa, che però poi va a diventare quasi un secondo quinto di centrocampo da quel lato destro del campo, perché soprattutto, come dicevamo ieri a chiacchiere da bar, andando a vedere le zone del campo ricoperte dal danese, si può sicuramente andare a vedere come il difensore friulano abbia ricoperto un po' tutta la fascia destra del campo, stando spesso molto alto, anche un po' con la linea difensiva, che è un po', diciamo, il tratto che ha caratterizzato il gioco dell'Udinese a Cagliari, che appunto è rimasto con una difesa molto alta, che se da una parte, Mirko, ha avuto sicuramente dei pregi, perché abbiamo visto Luvumbu andare in fuorigioco almeno 2 volte nel corso della partita, anche Piccoli lanciato proprio dallo stesso Luvumbu, mi sembra sia andato in fuorigioco nei primi 20 minuti di gioco, quindi sicuramente alcuni dei vantaggi che una difesa così alta può dare sono proprio inerenti a questo. D'altro canto però abbiamo visto anche alcune sbavature in fase difensiva, mi viene in mente soprattutto l'errore di Camarà sul retropassaggio a Okoye, che poteva rilevarsi davvero abbastanza velenoso per i friulani. Fortunatamente non è stato così, e questo ci dà modo di commentare una partita positiva dal punto di vista del risultato, magari con ancora alcune lacune dal punto di vista del gioco, ma sicuramente positiva dal punto di vista del risultato. Diciamo che visti gli ultimi risultati intanto va bene così, dato che siamo comunque vicini alla fine del campionato, sarà molto importante, diciamo, rielaborare questi discorsi anche all'inizio della prossima stagione, perché è chiaro che l'Udinese quest'anno ha avuto tanti alti e bassi, no? Quindi bisogna un attimo trovare quell'equilibrio che forse è mancato in un po' tante situazioni in quest'anno, perché una volta fai un mese e mezzo con 6 risultati utili di fila, poi perdi 5 sconfitte di fila, come inizio anno ti ritrovi primo in classifica dopo 4 giornate, perché fai comunque 10 punti su 12, poi fai 2 mesi in cui fai fatica, quindi bisogna un attimo veramente trovare questo equilibrio. Mancano 3 gare alla fine del campionato, che sono 3 gare che tra l'altro, come vediamo, sono, diciamo, 2 molto difficili e una un po' più sulla carta semplice, perché si affronterà il Monza in casa, che è già retrocesso, quindi diciamo che sicuramente contro il Monza c'è l'occasione di fare 3 punti,
e la possibilità di farla è molto alta, insomma, anche per ritrovare comunque una vittoria che al Friuli manca da un po', perché la vittoria è arrivata comunque in trasferta a Cagliari e invece davanti al proprio pubblico manca da diverso tempo. Le ultime 2 gare invece saranno un po' più difficili, insomma, contro Juventus in trasferta e Fiorentina sempre a Udine, contro 2 formazioni che comunque si giocano, una l'accesso alla Champions, l'altra l'accesso comunque all'Europa League, qualche piazzamento europeo, quindi sicuramente 2 formazioni che avranno più motivazioni, anche più mordente, immagino, dell'Udinese. Dico immagino perché mi aspetto comunque un'Udinese combattiva, perché comunque non riesco a vedere un Udinese, o non riesco a vedere nella mia idea di calcio un'idea in cui tu vai a giocare contro una Juve, contro una Fiorentina e non hai voglia di fare una prestazione, perché comunque ti ritrovi di fronte a un avversario comunque di blasone in cui la prestazione va fatta, poi si può non vincere, si può pareggiare, ma l'importante è la maniera in cui vai in campo, no? E quindi mi aspetto di vedere un Udinese combattivo. La domanda è: vedremo anche Sanchez in questo Udinese in queste ultime 3 partite di campionato? Mi viene da dire che questo è un grandissimo punto di domanda, perché tutti ci aspettavamo che partisse titolare nella giornata di sabato contro il Cagliari e invece anche questa volta non è stato così. Assolutamente Mirko, la nostra speranza era, come hai detto tu, di vederlo subito in campo contro i sardi per comunque vedere anche quelle che sono le ambizioni finali che può avere un giocatore come Sanchez, che sui social ci ha dato motivo di credere di essere in uno stato di forma comunque mediamente buono per un giocatore sicuramente nel suo finale di carriera, che però ci tiene sicuramente appunto a continuare a scrivere la storia con una squadra che comunque è stata anche, diciamo, protagonista di quelli che poi sono stati i suoi successi in carriera. Sì, di fatto con la squadra che l'ha lanciato, anche perché Assolutamente. comunque anche Sanchez ha dimostrato sempre il suo amore verso l'Udinese, anche prima di ritornare a Udine, mi viene da dire, c'è sempre stato un riconoscimento in questo senso. Assolutamente, infatti se da una parte c'è un grandissimo amore, un grandissimo rispetto dimostrato dal cileno nei confronti dei friulani, dall'altra parte il dubbio che un po' diciamo, ha alimentato le nostre discussioni nelle settimane precedenti tra Big Band bianconera e chiacchiere da bar è che appunto Sanchez sia stato trattato quasi con una sorta di mancanza di rispetto, perché comunque stiamo parlando di un giocatore sicuramente uno dei più qualitativi all'interno della rosa, uno dei più pagati all'interno della rosa, e quindi diciamo i nostri dubbi su una sua titolarità anche nel corso di quelli che saranno i prossimi impegni dei friulani sono abbastanza persistenti, anche perché di fatto, come dicevi tu Mirko, il prossimo impegno sarà contro un Monza già aritmeticamente retrocesso, quindi la speranza è sicuramente quella di ritrovare i 3 punti, ma quella di rivedere Sanchez in campo da titolare, e poi andrei a giocare con una Juve e con una Fiorentina che purtroppo qualitativamente sono, ahimè, decisamente più in alto dei friulani, e quindi sicuramente le chance da titolare per Sanchez saranno sicuramente minori rispetto a quelle che potevano essere nel corso di queste ultime uscite. Soprattutto se recupereranno al 100% sia Thauvin che Lucca, no? Perché diciamo che quello che ci faceva un po' presumere che Sanchez sarebbe partito titolare era proprio anche la concomitante assenza dei 2 attaccanti titolari, perché abbiamo visto che fino a 2 o 3 settimane fa, insomma, Lucca e Thauvin era la coppia inamovibile, no? Lo è stato, e da un lato dico anche giustamente per quello che hanno fatto tutto l'anno, però insomma nel momento in cui loro non ci sono, hanno dei piccoli problemi, penso che un po' tutti ci aspettavamo che Sanchez sarebbe stato l'indiziato numero 1 per partire da titolare assieme a Davis, anche perché comunque c'era la curiosità di vedere, no? Un po' questa coppia, perché comunque una coppia inedita, ma facciamo un po' un paragone con i dovuti paragoni, cioè Sanchez-Davis sarebbe comunque un po' molto simile, tra virgolette, a Thauvin-Lucca, perché esatto. Comunque abbiamo una prima punta fisica come Davis che tiene palla, fa salire la squadra, offre sponde, gioca a spalla alla porta, e uno che ha inventiva come Sanchez che prenderebbe comunque il posto di Thauvin, quindi diciamo che a livello di ricambi veniva quasi spontaneo pensare a una cosa di questo tipo. Invece Runjaic ha optato per altre scelte in questo senso. E a proposito di Runjaic, andiamo invece a vedere come ha commentato il mister bianconero
la vittoria contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, ha detto dopo la partita: siamo felici di aver vinto e di aver finalmente segnato, vogliamo ottenere il massimo, ci mancano ancora 3 gare da giocare, il Cagliari è sempre un campo difficile, anche il terreno non era in condizioni ottimali, ma siamo stati superiori, sarebbe grandioso finire tra le prime 10, sarebbe il miglior risultato degli ultimi 12 anni, ma ci mancano 3 partite difficili, bisogna finire la stagione conservando la buona immagine che abbiamo avuto finora nel corso della stagione. Ecco, questo penso sia l'ultima frase, penso sia il punto chiave, no, di questa stagione. Finire nel modo migliore per dare un senso a questa stagione, perché adesso hai 44 punti, ne mancano 9, mi viene da dire veramente molto difficile farne 9 su 9, però insomma poter arrivare a quella quota 48-50, che è una quota che manca veramente da oltre un decennio, darebbe secondo me l'idea di una buona stagione, o comunque di una stagione in miglioramento, che ti farebbe pensare più ai momenti vissuti buoni che non a quelli meno buoni. Terminare al di sotto di questa soglia invece darebbe l'effetto opposto, perché dici sì, bella l'Udinese, bello tutto quanto, 6 risultati utili consecutivi, all'inizio primo posto in classifica dopo 4-5 giornate e poi finisci il campionato 45 punti, 46 come i vari cioffi sottili, quindi dopo a livello di risultati stringi non è cambiato molto. Quindi queste partite, per quello dicevo, mi ricollego a quanto ho detto prima, sarà importante soprattutto vedere che atteggiamento avrà l'Udinese, perché dopo ci potrebbe anche stare di perdere con una Juventus a Torino, ma bisogna vedere anche il modo in cui vai a giocare, il modo in cui eventualmente esce questa sconfitta, che poi mettiamo le mani avanti, ovviamente tutti speriamo che non ci sia una sconfitta da dover analizzare, si spera che si possa fare un'impresa anche a Torino, insomma, ecco, perché insomma, capiamo che questo finale di stagione può succedere comunque di tutto. Assolutamente Mirko, sì. In generale comunque una stagione, quella dei friulani con il tecnico tedesco, che è stata sicuramente più che positiva. Come dicevi tu giustamente prima, nel corso della stagione abbiamo avuto modo di credere e forse quasi di illuderci, diciamo, in quello che poteva essere una lontanissima speranza d'Europa, forse una vaga speranza d'Europa, che per alcuni tratti della stagione abbiamo avuto. Successivamente ci siamo focalizzati su quello che poteva essere l'obiettivo 50 punti, per dare un senso ad una stagione che magari non ti ha visto arrivare ad un traguardo di tipo europeo, ma che comunque ti ha visto ripartire in un modo sicuramente positivo dopo quella che è stata la stagione precedente, abbastanza disastrosa, con fortunatamente la mancata retrocessione. E sicuramente però la speranza di tutti i tifosi friulani era quella di vedere un Udinese magari un po' più maturo in queste ultime giornate, con magari la speranza di riuscire a racimolare qualche punto in più, per appunto dare continuo poi anche in futuro ad un progetto che va avanti sicuramente da diversi anni, a un progetto a cui manca diciamo, quello step in più per portare l'Udinese a competere per obiettivi sicuramente più importanti. Sì, quello step in più che mi verrebbe da dire sarebbe un po' la continuità, no, che è mancata in questi ultimi mesi, perché come hai detto tu ci siamo ritrovati a fine febbraio, inizio marzo a buttare un occhio, no, un po' sui piazzamenti europei, anche se penso che nessuno ad inizio stagione avrebbe, diciamo, né scommesso né preteso che questa squadra arrivasse in Europa. Però insomma dopo a un certo punto della stagione, insomma, comunque il pensiero poteva venire, diciamo che comunque se non era un pensiero, era un po' comunque la curiosità di vedere fino a dove l'Udinese si sarebbe potuta spingere, e invece poi dopo c'è stata questa frenata di 5 sconfitte consecutive che ha un po' bloccato questa crescita, no? Che è comunque, diciamo, coincisa anche con l'assenza del tuo giocatore chiave, che è Thauvin, che adesso però, come dimostrato anche dai social, dal profilo francese del giocatore francese, che ha pubblicato in questi giorni diversi post, diverse storie, scalpita, no? Come hai scritto tu, Max, per ritornare e per dare il suo contributo in questa fase finale della stagione, in queste ultime 3 gare, che insomma possono secondo me veramente indirizzare anche nella preparazione della prossima stagione. Perché se tu finisci bene in questo campionato, poi dopo anche per la prossima stagione ti viene in mente di dire ok, abbiamo vissuto un momento, un passo a vuoto, però possiamo fare qualcosa di davvero importante.
se tu finisci in maniera un po' negativa, no? Anche questo finale di stagione, invece non dico ti rassegni a fare un campionato come tutti gli altri, però comunque magari non hai quella spinta dell'entusiasmo finale che potrebbe avere invece fare un finale di stagione molto buono, diciamo, puntando ad ottenere dei bei risultati in queste ultime 3 gare. Assolutamente Mirko, è un udinese che in questi ultimi 3 impegni dovrà ricercare degli stimoli per approcciare al meglio la preparazione estiva e tutto quello che ne conseguirà poi per il prossimo campionato. Ovviamente la nostra speranza è che si possa raggiungere almeno quota 47 punti per almeno eguagliare quelle che sono state alcune delle precedenti stagioni. Ovviamente qualora dovesse arrivare quel punto in più sopra il 47 per diciamo riuscire a stabilire il record negli ultimi 12 anni, diciamo ben venga, ecco. Assolutamente, saremo davvero molto orgogliosi di questo traguardo. Andiamo invece adesso a parlare di basket, perché se da una parte c'è un Tobin che scalpita, dall'altra c'è la Web Cividale che scalpita e come la Web Cividale playoff, perché domenica dovrà giocare con il Forlì. Web Cividale che, avendo terminato la stagione regolare da quinta classificata, si appresta di fatto per la prima volta ad approcciare i playoff con il vantaggio fattore campo. Giocherà infatti in casa domenica con il Forlì. Ricordiamo la formula di disputazione delle partite sarà la seguente, ovvero casa, trasferta, e nell'eventualità in cui sia necessario una quinta gara di spareggio, ovviamente questa si disputerebbe sempre in casa Cividale al Palagesteco, sempre per via del vantaggio fattore campo. Sì, Palagesteco che sappiamo essere un fattore abbastanza importante per la formazione di coach Pilastrini, perché insomma, allora, noi abbiamo parlato tanto e meritatamente, giustamente, dell'impresa che ha fatto l'Apu Udine, però possiamo anche dire che in proporzione comunque anche Cividale arrivare quinta in un campionato a 20 squadre, conquistare subito l'accesso diretto ai playoff col fattore campo, quando alla vigilia dell'inizio del campionato tanti addetti ai lavori la mettevano anche 10ª, 11ª posizione. Insomma, io penso che anche il lavoro fatto dalla società di Cividale meriti un plauso. Insomma, adesso sono quei momenti belli in cui tu puoi sognare, cioè nel senso sono quelle cose che magari ti arrivano non per caso, non magari a sorpresa, perché dietro c'è un grande lavoro, però arrivi in questo punto della competizione in cui magari devi affrontare società, squadre più blasonate, più diciamo che conoscono un po' meglio forse la vittoria, un po' meglio questo tipo di palcoscenici, senza nulla togliere ovviamente alla Web Cividale. E questa cosa qui secondo me ti permette davvero di sognare in grande, di vivere delle emozioni comunque forti. E adesso la prima gara sarà domenica, sicuramente ci si aspetta un Palagesteco infuocato, mi aspetto comunque un pubblico che trascini i suoi beniamini, e vediamo come andrà avanti, perché adesso iniziano i quarti di finale del playoff e io so che tu sei uno preparatissimo e hai anche già compilato la tabella playoff, quindi adesso vediamo anche il tabellone playoff, esatto, con Cividale che di fatto è dalla parte di Rimini, che tra l'altro è stata se passassero Rimini e Cividale si avrebbe un remake della finale di Coppa Italia. Assolutamente Mirko. Sarà quindi i quarti di finale, come hai detto tu, della semifinale, scusa, di Coppa Italia. Esatto. Sì. Sarà quindi un quarto di finale, come dicevi giustamente tu prima, Igor Cividale contro Forlì, e l'eventuale semifinale sarà tra la vincitrice delle due, con la vincitrice tra Rimini e Brindisi. Per quanto riguarda invece la seconda parte del tabellone, abbiamo invece Rietri contro l'Urania Milano e il Cantù che dovrà giocare contro la vincitrice di stasera, partita che si disputerà alle 20, quella tra Fortitudo Bologna e Pesaro, che decreterà di fatto l'avversario del Cantù, e successivamente poi, in base all'andamento dei quarti di finale, avremo anche il decreto su quello che sarà la seconda semifinale di fatto del tabellone playoff. Ma andiamo adesso invece, Mirko, a parlare della Tinet Prata, perché so che è uno dei tuoi argomenti preferiti, e quindi ti chiedo, Mirko, parlaci della Tinet Prata, raccontaci grandi novità in casa Tinet Prata, no? Grandi novità, grandi risultati più che grandi novità,
perché la Tinet Prata si conquista la finale di Coppa Italia. Dopo aver fatto una stagione regolare strepitosa, chiusa al primo posto in classifica della regular season, terminata forse anzitempo, possiamo dire, ai playoff, perché è arrivata nella serie con Cuneo in semifinale, è arrivata quella sconfitta in gara 3 per 3-0 che forse non dà credito alla stagione fatta della Tinet, forse c'è stato un momento di blackout anche qua, magari un po' di tensione, no? Per arrivare a certi palcoscenici o magari ad affrontare certe situazioni non essendo abituata più magari rispetto a una Cuneo, che ad esempio Cuneo è una società anche storica della 1 maschile, e quindi diciamo forse ha affrontato questo momento in maniera anche psicologicamente più libera, no? E invece non fallisce l'appuntamento con le semifinali di Coppa Italia, la Tinet Prata che vince 3-2 contro Aversa e adesso vola in finale contro Brescia, una finale che si giocherà sabato 10 maggio, e è la prima storica finale della Tinet, e qualora dovesse arrivare una vittoria, io dico anche qualora non dovesse arrivare, io penso che sia una grande testimonianza di tutto il movimento pallavolistico, sia della Tinet in sé che del pallavolo friulano, perché comunque un'altra squadra friulana, questa volta al maschile, resta protagonista nei palcoscenici principali della 2, sia in campionato che in Coppa. Adesso vediamo, ovviamente, tutti i migliori auguri alla Tinet, che si giocherà sabato una partita veramente fondamentale. Assolutamente, Mirko. E se da una parte i friulani di Pordenone sono ancora, tra virgolette, in quello che è di fatto il vivo della stagione, perché devono andare a disputare quella che è la finale di Coppa Italia, che poi decreterà, diciamo, quello che sarà il verdetto decisivo di questa stagione, andiamo invece a parlare della CDA Talmassons, perché arriva oggi di fatto l'ufficialità su quello che è il nuovo acquisto, Giorgia Frosini, un acquisto sicuramente pensato anche, diciamo, in aggiunta a quelle che sono state le nuove entrate nelle scorse settimane, per cercare di riprendersi il prima possibile da quella che purtroppo è stata una stagione abbastanza delicata per la squadra di Talmassons. Sappiamo che infatti la CDA viene da una stagione disputata nella massima serie, che purtroppo l'ha vista retrocedere in Serie A2. Sicuramente quindi questo, Mirko, è un acquisto atto a ricercare quelle che possono essere diciamo un po' i punti cardini della squadra, andare, diciamo, a ricostruire una squadra di base anche di esperienza, perché stiamo parlando comunque di una giocatrice che, come tu mi insegni, arriva da 4 anni di A1. Di A1, quindi sicuramente un acquisto molto importante. In generale, cosa ne pensi, Mirko, di questo progetto che la CDA Talmassons sta portando avanti per cercare di riprendersi il prima possibile? Beh, sicuramente è un progetto che comunque non lascia spazio a false interpretazioni, nel senso che l'obiettivo è quello di riguadagnare la massima categoria, la A1, nel minor tempo possibile. E l'acquisto di Frosini è un acquisto importante, perché comunque, diciamo, si riempie la casella dell'opposto, che in ottica futura potenzialmente è la giocatrice che dovrebbe risolverti le partite, comunque dovrebbe, diciamo, su cui vengono passati più palloni, una delle giocatrici che dovrebbe tirare giù più punti, insomma, ecco, proprio uno dei terminali d'attacco principali. Insomma, arriva una ragazza che comunque classe 2002, quindi 23 anni, che ha già fatto 4 anni in A1, tra l'altro convocata anche in nazionale per le amichevoli dell'8 maggio e del 9 maggio dal CT Velasco, quindi un'ulteriore esperienza sarà anche per lei questa qua, vestendo la maglia azzurra e arrivando poi il prossimo anno a vestire la maglia della CDA Talmassons, che sicuramente la porterà ad acquisire ancora maggiore esperienza. Insomma, anche qui, come nel basket del campionato di A2, è un campionato molto, molto difficile, perché ci sono veramente tante squadre che lottano per andare su. Mi viene da pensare a una Trento, mi viene da pensare a una Brescia, Roma, la stessa Roma che è retrocessa anche l'anno scorso dalla 1 insieme alla CDA Talmassons. Insomma, il prossimo anno sarà un campionato molto combattuto. Quello che sicuramente la CDA non vuole è tirarsi indietro, e lo si vede dagli acquisti che la squadra, la società della famiglia Catalan sta facendo, perché comunque andare a pescare da una ragazza che a 23 anni ha già fatto 4 anni in A1, insomma, comunque non è una cosa da poco. Quindi vuol dire che il progetto è credibile, le ambizioni sono vere e la voglia di ritornare in alto è davvero tanta. Quindi comunque
tanti complimenti alla CDA per questo nuovo acquisto. Adesso mancano ancora dei tasselli per ultimare il roster, staremo a vedere nelle prossime settimane quali saranno le nuove giocatrici a disposizione di coach Barbieri. Allora Mirko, torniamo a parlare però momentaneamente anche di calcio, perché nel frattempo, nelle giornate precedenti si è conclusa anche la Serie D. Andiamo un attimo a rivedere la classifica per fare un po' il punto di quello che è stato il campionato, in particolare il girone C, che ha visto come protagoniste le compagini friulane del Charlins Muzzane, del Brian Lignano e del Chions che purtroppo non riesce, diciamo, a concludere in modo positivo quella che è stata una stagione, diciamo, abbastanza delicata, perché purtroppo ha visto retrocedere il Chions già con alcune giornate in anticipo. Chions che è riuscito comunque a trovare uno spiraglio d'orgoglio nell'ultima giornata, perché se andiamo a rivedere un attimo quelli che sono stati anche i risultati, e vediamo un Chions che vince 2-1 con il Calvino Ale, è un Charlins Muzzane che vince un 2-1 contro il Lavis, Brian Lignano che invece non può niente contro la strapotenza delle Dolomiti Bellunesi che festeggia sul povero Brian Lignano l'ultima giornata prima di essere promossa in Serie C. Assolutamente, non a caso stiamo parlando appunto di una squadra che ha disputato un ottimo campionato e che sicuramente si gode la promozione. Nota di merito però anche per il Brian Lignano, perché comunque stiamo parlando a tutti gli effetti di una squadra neopromossa che è riuscita comunque a concludere la stagione senza un reale concreto rischio di retrocessione, perché comunque ha disputato una stagione sicuramente più che positiva, come del resto anche il Charlins Muzzane, ma sicuramente l'attenzione è sul Brian Lignano, dato che appunto era la sua prima stagione in Serie D, e sicuramente il dispiacere tanto per quanto riguarda il Chions. Dal prossimo anno non avremo di fatto più 3 squadre friulane in Serie D, però ovviamente la nostra speranza è che il Chions possa ripartire dall'eccellenza per cercare di rialzarsi il prima possibile e tornare il prima possibile in Serie D. Andiamo adesso, Mirko, a parlare sempre di calcio, ma focalizziamoci su Temo Udinese e andiamo a parlare di Amadeus Junior, perché ha fatto di fatto il suo esordio con la primavera dei friulani, il giovane José Sebastiani, figlio d'arte, mi verrebbe da dire personaggio poliedrico perché calciatore influencer. Sappiamo che in realtà il ragazzo dispone di qualità importanti sia dal punto di vista calcistico ma anche dal punto di vista umano e sicuramente dal punto di vista di quello che è il personaggio social. Quindi sicuramente famiglia Amadeus che soddisfatta dopo questo esordio e che può cominciare a celebrare i successi non più di un solo componente, ma anche perché comunque esordisce, diciamo, a 16 anni con la primavera, comunque classe 2009 con in un campionato di ragazzi comunque più ampi, tra l'altro comunque sempre una primavera contro il Milan, quindi diciamo comunque un esordio contro una squadra non scontato, esatto. Quindi diciamo che comunque è il primo passo, si spera ovviamente per lui che sia il primo passo di una lunga carriera e ovviamente assolutamente il più grande in bocca al lupo. Speriamo che possa essere un percorso importante innanzitutto con la maglia dell'Udinese e poi ovviamente per lui in sé, per la sua carriera, che questo possa essere davvero il primo step di molti altri. E rimanendo, Mirko, su tema Udinese, andiamo a parlare anche dell'Under 17 che ha battuto la Lazio 2-1 nel primo turno playoff scudetto. Ricordiamo, stagione dei friulani sicuramente più che positiva, lo si vince anche di fatto dall'ottima prestazione contro la compagine laziale, e sicuramente quindi un campionato che noi ci auguriamo si possa concludere nel miglior dei modi per i giovani friulani, con la speranza che possa arrivare di fatto un traguardo molto, molto importante. E allora Mirko, siamo andati a toccare un po' tutti i temi, un po' tutti gli sport che diciamo
abbiamo avuto modo di esaminare, di vedere in questo weekend, in questi ultimi giorni. Ma Mirko, ritorneremo domani sempre con il quotidiano appuntamento dell'agenda. Andremo a parlare ulteriormente di Web Cividale, andremo a fare un'analisi più approfondita sui playoff. Perché... in attesa del risultato di stasera tra Fortitudo e Pesaro, che poi completerà, come abbiamo detto, il tabellone playoff. Un'analisi, poi faremo domani un'analisi un po' più approfondita appunto su quello che saranno i playoff, che ci accompagneranno fino a inizio giugno, sperando di vedere la Web Cividale protagonista fino in fondo. Insomma, si presuppone che ci siano delle gare veramente molto interessanti da vedere, perché abbiamo visto prima in precedenza le squadre impegnate. Insomma, è difficile stabilire comunque un pronostico per le sfide che si vedranno, quindi sarà davvero molto interessante seguire innanzitutto questi quarti di finale per vedere poi quali saranno le 4 squadre che si giocheranno la promozione, e poi dopo vedere un po' più nel completo come si svilupperà questo tabellone. Assolutamente Mirko, e lato Cividale torneremo a parlare domani anche delle Eagles Futsal, che nel frattempo hanno concluso nel migliore dei modi la loro stagione raggiungendo l'obiettivo salvezza, ma ne parleremo in modo più approfondito con il nostro Alessandro Di Lenarda, che sicuramente ci mostrerà anche quelle che sono state le interviste che ha potuto fare con i giocatori delle Eagles Futsal, e quindi ne parleremo sicuramente in modo più approfondito. Per oggi Mirko è tutto, io ti ringrazio di avermi dato questa opportunità. Io ringrazio te Max, che oggi sei di fronte alla telecamera e non in cabina di regia, che mi hai accompagnato nella puntata di oggi, e dunque non facciamo altro che salutare tutti i spettatori e ricordarvi l'appuntamento di domani con la nuova edizione dell'agenda. Alle 15. Alle 15. Ciao. Lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Volley, Palmerston svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te